Si è conclusa ieri sera la prima tranche di spettacoli realizzati nell'ambito del Retour a Puteoli, un contenitore di eventi che vanno dalla musica popolare al premio Civitas con il concerto dell'orchestra del Teatro San Carlo al Pozzuoli Jazz Festival Reprise, appuntamenti musicali e culturali finalizzati a richiamare i turisti sul territorio puteolano. La rassegna è partita sabato con il Pozzuoli Jazz Festival, seguito dal concerto di Fausto Leali domenica sera. Lunedì è stata la volta di Mario Trevi e Luna Bianca. Difficile non lasciarsi coinvolgere dalla musica del noto artista napoletano e dei Bottari. Vedere tutta questa gente qui stasera veramente è stato un grande onore per me e per la nostra compagnia, perché logicamente se non c'è il pubblico non c'è entusiasmo tra noi artisti, e perciò grazie, e ve lo diciamo con tutto il cuore, grazie attraverso questa televisione a tutto Pozzuoli, che è stata così meravigliosa nel darci questo piacere di esibirci davanti a tutta questa gente. L'atori di un rituale antico e Bottari sono percussionisti che utilizzano come strumenti musicali botti, tini e falci, che diventano veicolo di una musica che si assapora anche con gli occhi. E questi Bottari che stanno con noi assieme a Luna Bianca è veramente una cosa molto bella. Io sono stato veramente contento che il signor Brignola mi ha messo intorno tutti questi giovani, le ballerine, il cantante giovane, la cantante, una bella cantante, gli orchestrali molto giovani. Diciamo che io in mezzo a loro mi sento un poco Noè, però dentro sono un ragazzino di 15 anni. Lunedì sera a ballare in largo sedile di Porto a Rione Terra c'erano persone di ogni età, anche giovanissimi. E questo è stato il nostro pensiero, quello di far ballare e far divertire la gente, i giovani, anche gli anziani, perché io ho visto delle donne e degli uomini, diciamo così, di una certa età che ballavano e si sentivano giovani come me.